Guarda la nostra realtà invece, noi romagnoli, come veniamo su? Ignoranti, poveri. Ce l'abbiamo dentro proprio, dentro. Il romagnolo si vede quando è un fenomeno, il romagnolo è un fenomeno. Viene su con due grandi amori il romagnolo. Motori e la patacca. Più i motori, perché la patacca non te la danno quasi mai, quindi motori. E viene su fin da piccolo col senso del motore dentro. Perché fin da piccolo tu vai a Casal Borsetti, vicino all'Anic, e lì l'odore della benzina lo senti, anche se c'è al mare. Che lì le navi arrivano, scaricano un po', si sente. E lì dopo progredisci e ti senti sempre più... E la benzina rimane dentro, allora motore. Infatti se ti fai caso, quanti piloti di moto mondiale, superbike ci sono romagnoli? Un casino, ce n'è un casino. E lì li vedi, hanno un'ignoranza qui, nel polso proprio. Conosciuto Capirossi, gliel'ho detto, te sei proprio il massimo dell'ignoranza. Era contento, perché lo sanno. Lui ha coniugato le due cose, vedi? Motore e patacca. C'ha un pezzo di patacca nucleare come moglie, che io me l'immagino quando lo cerca, perché sua moglie è un po' più alta. Che ai box me l'immagino, Loris, dove sei? Ah, sei qui, ciao. Sono cose belle. E lì vieni su con questo, dentro con questa ignoranza, capito? Io mi ricordo, fin da piccolo, il romagnolo deve avere un motorino sotto. Quello è il suo sport. Io mi ricordo una volta, questo è un fatto vero, eravamo lì un sabato pomeriggio alla House of People, la casa del popolo. Se uno non sa l'inglese, la sera sta a casa, più fine, senti che finestra, House of People. Eravamo lì davanti alla House of People a far niente come al solito, un sabato pomeriggio, tutti in gruppo, ed è arrivato un nostro amico, non mi ricordo, romagnolo già, fighetto di suo, sburone di suo, è arrivato con il primo motorino Cambridge Cobra. So che molti di voi non sanno di cosa parlo. Motorino c'è un tubo, un'ascella, un manubrio, basta. Adesso sono gli scooter, ma altra roba. Col primo freno a disco davanti. Cioè un pezzo di latta praticamente con una ganascia che stringeva, basta. È arrivato sburone proprio come solo un romagnolo al sabato può essere sburone. Ray-Ban del babbo, quelli alla Tom Cruise, col ricciolo, che ti viene la cancrena qui sotto l'orecchia, perché non c'è un ricciolo che sia a misura. Li fanno apposta, te soffri con quel Ray-Ban lì, ma il romagnolo pur di essere sburone, soffre. Ray-Ban per un romagnolo è un prolungamento fallico. Infatti suo babbo glieli ha prestati quel sabato lì, poi gli ha detto, te fai quello che vuoi, ma i Ray-Ban devono tornare a casa. Era chiaro il messaggio. Sopra maglietta Lacoste originale, rosa, mai vista. C'era il coccodrillo proprio, stava così. Vuol dire, sono originale, eh? E mi imbastello, sono originale. Gasato proprio. Pantaloncino di raso Adidas, con righina, corto, con righina qui laterale, che neanche i tedeschi li portano più. Però loro andavano. Gamba nuda e espadrillas bianca con punta e tacco rosa, pandan con la maglietta. Un fighetto di prima categoria. È arrivato lì davanti a noi, si è fermato, ci ha guardato e poi ha fatto, ehi, avete visto la bestia? Che io gli ho detto, no, tua mamma non è passata. Romagnolo è ignorante dentro, proprio. Però se passa, no, ma non mia mamma. Il motorino, il cavallo d'acciaio. Gli ho detto io, cos'ha? C'ha il freno a disco, che va più forte. Perché un romagnolo compra un motorino in funzione della velocità. Se va più forte del tuo lo compro, ma se no non mi serve. Anzi è appesantito da quel coso lì. No. E lui mi ha detto no, ma è per la sicurezza. Questo qui, guardandoci negli occhi tutti, questo qui è talmente sicuro che se io adesso parto da là davanti alla chiesa, metto prima, seconda, terza e quarta, arrivo a Randanello qui davanti e freno solo col disco davanti, il motorino si ferma qui. Poteva essere sufficiente
Ma c'è sempre nei bar uno più ignorante degli altri. Uno che aveva il ciao, quindi invidioso, che ha guardato e poi ha fatto: facci vedere. A quel punto lì, per il romagnolo, scatta la gara di ignoranza. E quando scatta la gara di ignoranza, il romagnolo non può arrivare secondo. Piuttosto muore, ma deve arrivare primo. Questo è andato davanti alla chiesa, avevo il magone io per lui, è partito, si è anche abbassato, ma per andare più forte, prima, seconda, terza e quarta, quando è stato lì davanti, inchiodata atomica col disco anteriore, voi riderete, ma il motorino si è fermato lì. Lui si è fermato, ma là. Problema è che da lì a là era finito il selciato asfaltato e cominciava il ghiaione. Dicasi ghiaione acciottolato sconnesso con dei sassi che non hanno una forma ben precisa, sui quali strisciare per 30 metri col braghino corto Adidas dà un fastidio alla pelle tipo immissione dentro al forno microonde. Dunque i Ray-Ban erano un ricordo. Coccodrillo stava agonizzando in un fosso, era là così, le Adidas erano rimasti offesi qui dietro e le Natiche non erano rimaste contente e le Spadrillas erano esplose, sanguinava che sembrava un maiale passato sotto un camion che fa manovra, uguale proprio. Beh, è arrivato lì da noi così, la notte dei zombie proprio. Ci ha guardato e poi ha fatto: avete visto che avevo ragione? Te capisci quindi da dove arriviamo?